Ok, ci ritroviamo nel territorio di Gonosno. Andremo a visitare le tombe dei giganti di Isla Pidedas. Siamo vicino all'entrata. Allora, sono praticamente 4 tombe dei giganti poste a poca distanza l'una dall'altra e in diverso stato di conservazione. Ecco qua, incominciamo a intravedere i blocchi in lontananza. Sono costruite con blocchi di calcare locale, logicamente, e misurano poco più di 10 metri di lunghezza, tranne una. Purtroppo, a causa di scavi abusivi, non è stato restituito un contesto stratigrafico intatto, diciamo. Tuttavia è stato possibile riconoscere una sequenza databile tra l'età del bronzo medio avanzato e il bronzo recente. Eccola qua, questi sono i blocchi rimasti. Ricchi, belli grossi? Vediamo che tutto è rimasto, Bisogna capire il contesto, qual era il corridoio. E questo che cos'è? Allora, vediamo un pochettino di riprendere all'inizio. Allora, vediamo l'esedra. Allora, questa è l'esedra. Esatto, quella è l'esedra. Questa è l'esedra, dovrebbe essere l'esedra questa qui. Sì, questa è l'esedra, lo vedi? Continua così, 1, 2, 3. Questa, quindi questa doveva essere l'entrata, quindi la larghezza originale doveva essere da lì, dalla tua sinistra Ricchi, sino a lì, e poi gli altri blocchi chissà dove sono, un po' sparsi in giro. Ci sono dei blocchi anche qua, bisogna vedere quali sono, se sono originali. Qui ci sono altri blocchi, bisogna vedere se sono quelli. E degli altri blocchi si trovano qui. Qui c'è la seconda tomba. Forza Ricchi, andiamo a vedere questa seconda tomba. Eccolo qua. Anche qui è rimasto ben poco. Qui è rimasta la fine del corridoio. Questa. Ah, ok, questa è la fine. Ok, questa è la fine del corridoio. Questa è l'esedra. Si vede pochissimo. Completamente. Per quel poco che rimane avvolto dalla macchia. Ecco qui.
Ah, ecco, questa è la più grande praticamente. Questa è l'esedra, come vedete è una tomba cosiddetta a filari, ovvero sia le pietre erano poste, i blocchi posti uno sopra l'altro. Qui bellissimi questi conci a T, 1 e 2, dove potevano essere incastrati una tenca all'altra senza potersi muovere dall'incastro. E che cosa è quello? Una pietra. Potrebbe essere lavorata? Forse poteva essere l'entrata questa qui. Come vedete la tomba poggia direttamente su un piano di fondo calcareo. Qui si vede meglio. Come vedete le pietre, i blocchi lateralmente vanno poi a inclinarsi leggermente per poter andare a chiudere. Praticamente devo arrivare a questa altezza e chiudere giù. Vediamo se c'è qualcos'altro qui vicino. Niente. C'è un altro piano di rocce calcaree che, come vedete, si capisce benissimo che sono stati prelevati da quei blocchi nella lavorazione. Guardate qui, sembrano squadrati blocco per blocco, scolpiti e messi in posa direttamente qui giù.